partire? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie anche a Francesca che ci ha raggiunto adesso. Partiamo un po' in ritardo, sapete i problemi che ci sono per gli accessi alla fiera, ma non possiamo aspettare oltre. Oggi il tema che affrontiamo per noi è un tema molto importante dal punto di vista dell'organizzazione che rappresento. Sto parlando di ENEP sicuramente, perché tutto il tema della sostenibilità è un tema che ci è caro, forte, ancor prima che venisse poi formalizzato negli indicatori di sviluppo sostenibile. Parliamo di oltre 10 anni che affrontiamo questo tema. È un tema sicuramente per noi importantissimo anche dal punto di vista europeo, dal punto dell'European Vocational Training Association. Questi sono i soggetti, insieme a Green Co, che organizzano l'evento oggi. Oggi avremo con noi Manuela Gelling, Francesca Pugliesi, Barbara Degani. L'assessore Elena Donazan doveva passare per i saluti, ma questo ritardo purtroppo non ne permette la presenza, probabilmente ci raggiungerà dopo. Io mi permetto, prima di partire, di dirvi queste 4 parole, condividerle con voi per darvi un senso compiuto di quello che oggi noi facciamo. Il tema, il titolo che abbiamo voluto dare a questo evento è Reload. Reload è la ricarica, ma non è neanche recharge. E il sottotitolo è Formazione professionale, luogo di apprendimento sostenibile. È stata una scelta ovviamente ponderata, valutata, perché i luoghi hanno un senso. I luoghi hanno un senso soprattutto quando bisogna relazionarsi con le persone. Il luogo ha un senso quando parliamo di scuola, quando parliamo di formazione. Lo dico in maniera forte perché talvolta ci dimentichiamo qual è il senso forte e quale aiuto può dare un luogo pensato anche per la formazione. Il luogo ha senso anche come momento di condivisione e di collettività. Noi pensiamo fermamente che la formazione sia competitività e inclusione. Questo è un tema fondamentale all'interno però di una sostenibilità. Oggi decliniamo questa sostenibilità in questo momento molto in termini ambientali, è vero. La sostenibilità non è solo in termini ambientali, ovviamente, il rapporto uomo-natura va ripensato, lo sappiamo, ma la sostenibilità è anche una sostenibilità economico-sociale, relazionale. E questi sono aspetti fondamentali che sono ancora in via di definizione e anche questo è il momento dell'incontro, perché rispetto a tutti questi temi poco sappiamo ancora. Sicuramente è più facile, scusatemi, più facile fra virgolette ovviamente, immaginare di essere meno energivori. È più facile immaginare di consumare meno acqua, è più facile immaginare di avere meno scarti. È più difficile immaginare come questo avvenga in una mutata relazione anche all'interno della società e di processi produttivi che cambiano. Io dico sempre che oggi uno dei nostri obiettivi come sistema di ENEP è quella di formare i lavoratori che rallentano il degrado del mondo. In queste poche parole ci sono molte cose. Non è una visione pessimista quella di rallentare il degrado, però è sicuramente un passo avanti. Adesso, un primo aspetto fondamentale, e su questo chiederemo un aiuto a Manuela, noi lo troviamo nel nostro sistema come Stato membro a livello europeo. A livello europeo abbiamo sicuramente, a partire da Osnabrück, abbiamo sicuramente un consiglio che ha dato indirizzi forti, abbiamo sicuramente un sistema democratico partecipato dei giovani, di quei giovani che tante volte ci dimentichiamo, che sono intervenuti, si sono relazionati e hanno scritto fra di loro. Io vorrei sapere adesso, Manuela, se sei collegata con noi.
Eccola Sì, qui. lo sono. Buongiorno Manuela. Ti chiedo scusa in ritardo, so che anche tu sei un po' presa e hai i tempi stretti. Noi abbiamo preparato una domanda per te nel tuo ruolo importante che è a livello comunitario. E la domanda è molto semplice e vado anche veloce su questa qui. Noi vorremmo sapere da te, Manuela, quali sono le prospettive della Commissione europea sul legame tra formazione professionale e sostenibilità. Quali sinergie tra diversi attori e luoghi per l'apprendimento sostenibile possono innescarsi e soprattutto quello che ci interessa, qual è il supporto che la Commissione potrà dare a questo cambiamento che ci attende. Rispetto alle presentazioni le troverete in sovraschermo, credo che ci siano poche parole da dire di Manuela, visto il ruolo che ricopre per noi a livello della Commissione. Manuela, io ti introduco e ti lascio la parola. A te. Grazie mille, grazie veramente per questo invito a parlare su un tema così importante come questo. Importante direi perché è cruciale per il nostro futuro e è cruciale combinare, direi, la transizione ecologica con l'inclusione e l'equità sociale, perché se non c'è l'uno non ci sarà neanche l'altro, cioè se la transizione ecologica non crea disuguaglianza, sarà difficile raggiungere una sostenibilità. Quindi come fare? La Commissione europea già a luglio ha presentato un pacchetto che si chiama Fit for 55, sicuramente ne avete sentito parlare, che propone una serie di misure per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei gas serra, ma anche mira a raggiungere una transizione ecologica che sia anche equa. Da questo punto di vista noi stiamo anche preparando un'esplicitazione, diciamo, maggiore di quella che è quella che dovrebbe essere una transizione ecologica e sociale. Penso che questa nostra proposta sarà disponibile nelle prossime settimane, perché è chiaro che la transizione ecologica può portare alla creazione di posti di lavoro. È stato detto, è stato stimato che entro il 2030 potrebbero essere creati 1 milione di posti di lavoro e entro il 2050 2 milioni a livello europeo. Ma ciò non è affatto scontato, cioè evitare la perdita di posti di lavoro o comunque assicurarsi che le persone che perdono un posto di lavoro ne possono ottenere un altro, richiederà delle politiche occupazionali e delle politiche attive del mercato del lavoro e soprattutto, e qui vengo veramente alla questione che ci occupa oggi, le competenze giuste. Io vedo le competenze, le skills come una variabile indispensabile per una transizione ecologica di successo o perché semplicemente questa transizione ecologica possa avvenire. E qui la formazione professionale ha chiaramente un ruolo chiave. L'Unione, i suoi Stati membri hanno adottato l'anno scorso una raccomandazione sulla formazione professionale che porta un titolo molto importante, nel senso che dice la formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza. Questa raccomandazione secondo me è molto importante perché per la prima volta l'Unione europea si è dotata di una visione politica della formazione professionale e lo ha fatto fissando per la formazione professionale due sfide, due obiettivi principali da raggiungere, quello della transizione ecologica e la transizione digitale. E se guardiamo al mondo dell'educazione, dell'istruzione in generale, possiamo chiaramente dire che è nella formazione professionale che
che sarà probabilmente la formazione professionale che determinerà in gran parte la capacità di adeguamento economica e della società. Quindi, come è stato già detto, la formazione, la transizione ecologica è un tema molto sentito dai giovani, lo vediamo nelle riunioni che ci sono state fino ad ora nell'ambito della conferenza sul futuro dell'Europa. I giovani hanno espresso principalmente una preoccupazione, ed è questa della sostenibilità. E quindi possiamo dire che con i giovani e proprio grazie ai giovani abbiamo ottime basi per incamminarci in un sentiero di sostenibilità ambientale. Per fare ciò, per sostenere gli Stati membri in questo sforzo di transizione verso un'economia, una società più verde, stiamo creando a livello europeo un gruppo di lavoro di cui fanno parte gli Stati membri, e mi sembra che anche ENAC sarà parte di questo gruppo, che si focalizzerà sulla tematica sostenibilità ambientale e formazione professionale. Ho parlato di livello europeo e livello nazionale, ma penso che non bisogni dimenticare che non potremo raggiungere nessun obiettivo se non lo facciamo assieme, e che tutte le parti interessate devono essere coinvolte. Infatti la dichiarazione di Osnabrück, che è stata firmata dagli Stati membri, dalla Commissione, dalle parti sociali, ha fissato degli obiettivi molto chiari per il 2025 e molti di questi obiettivi si riferiscono propriamente alla transizione ecologica. Per esempio, il fatto di focalizzarsi su alcuni esempi che possano, di come creare incentivi per dei programmi di formazione professionali verdi, oppure come definire il fatto di definire delle competenze, le competenze necessarie sul mercato del lavoro per facilitare una transizione verde, oppure come sostenere il personale educativo, i docenti, a apprendere e poi per poi poter trasmettere ai loro allievi queste nozioni. Lavorare assieme direi che è una questione fondamentale quando si parla di formazione, perché la formazione senza il suo legame con l'economia, con le imprese, con gli attori pubblici e privati, non può avere un successo. E questo è lo spirito del Patto per le competenze che abbiamo lanciato un anno fa, che ha raccolto molto supporto. Ora tante industrie, tante regioni si sono impegnate a offrire delle possibilità di formazione, e questo è importante unire le nostre forze, direi che questo è il nostro motto. Mai come in passato in questo periodo, cioè diciamo dal 2021 al 2027, abbiamo un bilancio europeo che ha delle ingenti somme, in cui la transizione ecologica è una delle priorità, e in cui le competenze sono un'altra priorità. Quindi la sfida, direi, è nelle nostre mani. Penso che dobbiamo dare il meglio di noi nel fare il miglior uso possibile di queste possibilità che sono disponibili a livello europeo, per fare sì che la transizione ecologica sia una transizione inclusiva. E perché questo avvenga, penso che la formazione professionale abbia veramente un ruolo chiave da svolgere, e sono molto contenta che oggi questo è il tema che dibatteremo. Grazie.
Grazie Manuela, grazie mille, grazie di aver trovato il tempo anche di stare con noi. Perdonate, devo cambiare gli occhiali un attimo. Allora, nelle nostre scuole, generalmente parlando, si ride troppo poco. L'idea che l'educazione della mente debba essere una cosa tetra è tra le più difficili da combattere. Io dico che nelle scuole della istruzione e formazione professionale si ride anche tanto. Non vuol dire che non usiamo la mente, come pensano alcuni, non vuol dire che siamo sempre la serie B. Siamo la serie B quando ci giochiamo sopra. Io credo che noi siamo la serie A, lo dico sempre, tutto quello che vi sta intorno l'ha fatto la IFP, questa sedia, questi legni per terra, chi ha connesso questo monitor. Però c'è un po' questo aspetto culturale che passa. Dico queste parole per introdurre Francesca, se puoi venire con noi. Scusami se ti rubo nel cuore Gianni Rodari. Francesca, la domanda è un po' complessa che abbiamo riservato a te. E cosa possiamo fare anche dal punto di vista culturale per il cambiamento? Perché il cambiamento è difficile, richiede tempo. Come persone rispetto al cambiamento un po' rallentiamo. Però se non abbiamo un cambiamento culturale fortissimo nel sistema della IFP, non possiamo parlare di sostenibilità e deve essere un cambiamento forte perché la sostenibilità sia efficace. IFP come luogo dello sviluppo sostenibile. Credo di doverti dare questo microfono, quello, perché sennò poi col Covid non sappiamo. A te la parola, Francesca. Grazie davvero di cuore, mi posso mettere qui? Grazie davvero di cuore per questo invito, ringrazio ENAIP, ringrazio Barbara Degani e mi ha molto colpito l'intervento introduttivo fatto appunto dalla rappresentante della Commissione, perché è vero, l'ho toccato con mano anche quando ero al governo come sottosegretaria al Ministero del Lavoro, le transizioni, in particolare la transizione ecologica, devono necessariamente essere coniugate con una grandissima attenzione ad una sostenibilità economico-sociale. Ricordo solo, ancora prima della pandemia, una visita al petrolchimico di Ferrara, quando appunto erano chiari gli obiettivi verso la transizione, l'abbandono delle materie plastiche. Si poteva leggere in quegli operai che ancora non avevano mai sperimentato un'ora di cassa integrazione quanto temessero la transizione ecologica verso la quale stava accelerando a grandi passi anche il nostro Paese. Il Ministero dell'Istruzione sta investendo molto, innanzitutto con un nuovo piano, il piano Rigenerazione Scuola, perché la scuola è uno dei pilastri, uno degli assi del PNRR e perché appunto la transizione ecologica e tecnologica sono i pillar del PNRR stesso. Quindi è nato il piano Rigenerazione Scuola che vuole rigenerare innanzitutto i saperi, i comportamenti, ma anche le infrastrutture e quindi le opportunità per i ragazzi e le ragazze. Noi abbiamo un compito grande che è inserito nelle riforme che dobbiamo fare nel PNRR, che è quello di abbattere, si chiama Next, a me non piace sta sigla PNRR, è molto più bello il vero nome, cioè Next Generation EU. Tutto ciò che facciamo e pensiamo deve essere rivolto a questa generazione di ragazzi e ragazze europee che si trova sulle spalle un fardello del debito generato dalla gravissima pandemia e crisi economico-sociale enorme, e quindi è a loro che va rivolto ogni sforzo e ogni centesimo di investimento.
E quindi dicevo, voi, la formazione professionale, la IFP, costituite un pilastro fondamentale. Se noi vogliamo abbattere innanzitutto il tasso vergognoso di dispersione scolastica che affligge il nostro paese, voglio ricordare che la formazione professionale in alcune regioni d'Italia, che sono particolarmente peraltro colpite dal fenomeno della disoccupazione, dalla desertificazione industriale, non c'è. Quindi va sostenuta la formazione professionale diffusa come modello proprio anche di apprendimento. Il learning by doing è l'unica cosa che anche le nuove generazioni comprendono, anche le nuove generazioni di nativi digitali. Quindi anche come rappresentate un modello di nuova didattica voglio spingermi oltre. L'assessora Donazzan, che poi mi saluterete, in questo momento è impegnata in un'altra delle riforme importanti contenuta nel PNRR che stiamo seguendo in questo momento al Senato. Interverremo come governo per appunto modificare il testo uscito dalla Camera perché appunto gli ITS sono un asset fondamentale se noi vogliamo sconfiggere la disoccupazione giovanile. E così ci stiamo accingendo con il ministro Bianchi, proprio la scorsa settimana abbiamo fatto e Forma ha partecipato a questo seminario interno che abbiamo voluto fare proprio per dare attuazione ad un'altra delle riforme previste dal PNRR, che è quella dell'orientamento e quella di tutta la filiera dell'istruzione tecnica e della formazione professionale. È una riforma fondamentale perché è troppo alto il tasso di dispersione scolastica, perché abbiamo bisogno di avvicinare ragazzi e ragazze al mondo del lavoro. Devo dire che con questo ministro abbiamo abbattuto definitivamente la distanza, anche per il suo percorso personale, la distanza tra istruzione e mondo del lavoro, e quindi credo che molto dobbiamo fare per rinnovare innanzitutto l'orientamento che deve partire dalla prima media. Noi vogliamo iniziare presto a lavorare sull'orientamento dei ragazzi e delle ragazze, che significa partire dai preadolescenti, dando loro gli strumenti per lavorare sulla consapevolezza di sé innanzitutto. Io sono d'accordo con Gianni Rodari, non c'è bisogno di soffrire, anzi, essendo mamma di 3 figli, la mia grande preoccupazione sin dalle elementari è vederli andare a scuola con gioia. Le prime esperienze sono fondamentali. È per questo che un'altra riforma importante che abbiamo inserito e che, con un grande investimento, è quella degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, perché se hai delle esperienze positive in tenera età è difficile che poi odierai la scuola o comunque appunto le esperienze educative e formative. E dicevo, quindi orientamento a partire dalla prima media, lavorando sulle proprie potenzialità, sui propri desideri anche. La scuola alle medie soprattutto deve aiutare i ragazzini, i preadolescenti a scoprire innanzitutto se stessi, a diventare grandi, in quell'età difficilissima. Ma poi appunto non può partire negli ultimi 2 anni di scuola secondaria, ma deve partire appunto molto presto, lavorando sulle aspirazioni ma anche sulle abilità e le competenze, dando l'opportunità di conoscere anche che non esiste solo il liceo, che non esiste solo alcuni tipi di scuola, ma che appunto attraverso anche la formazione professionale, l'istruzione e la formazione professionale si può arrivare a ricoprire innanzitutto
innanzitutto a trovare anche velocemente poi un lavoro. Probabilmente non andremo a modificare il DPR che ha riformato l'istruzione professionale, ma crediamo che il Ministero dell'Istruzione debba proprio costituire una sorta di cabina di regia per tutta la filiera di maggiore osmosi e contatto con il mondo del lavoro, andando quindi ad aggiornare anche i profili in uscita, appunto con le nuove piegature verso la transizione delle competenze per la transizione tecnologica ed ecologica. Quindi questo è il cantiere che abbiamo aperto con il ministro Bianchi al Ministero dell'Istruzione, e crediamo davvero che l'istruzione e la formazione professionale debbano costituire una gamba essenziale. La Manuela ha fatto ha parlato anche dell'importanza della formazione professionale per il reskilling delle persone che perdono il lavoro, tema davvero urgente nel nostro paese è riformare le politiche attive, ce lo diciamo da troppo tempo, credo che occorra accelerare da questo punto di vista, e anche qui dalla IFP agli ITS crediamo che possa essere grande il contributo per garantire a tutti appunto una sostenibilità anche della propria vita, perché qua anche la discussione infuocata sul reddito di cittadinanza, la cosa importante è offrire a queste persone l'opportunità di riqualificare le proprie competenze per poi essere avviati velocemente al lavoro, per chi ha la possibilità appunto di svolgerlo, il 50% in questo caso dei percettori. Però ecco, è grande il lavoro che abbiamo da fare di fronte, e quindi io considero questa una tappa di appuntamenti successivi che avremo insieme. Grazie. Grazie Francesca. Se vuoi stare con noi, aspettiamo anche Barbara, se vuoi venire con noi. Barbara è anche una grande amica. Io ho una preoccupazione, non so cosa state pensando rispetto al fatto che dovremo spendere queste ingenti risorse. Io mi immagino che queste risorse saranno sicuramente spese bene da grandi società tipo Eni, che ha una grande capacità progettuale. Mi chiedo come le piccole imprese o molte medie imprese siano veramente in grado di dare un senso alle risorse che ci arrivano. E me lo chiedo fortemente rispetto anche al fatto perché servono idee, progetti e lavoratori che le portino avanti. Perché dopo noi nella formazione siamo in grado di scrivere, di generare i titoli più fantastici, di scrivere i progetti più belli. E però alla fine non basta questo. Mi chiedo anche cosa sia un centro di formazione professionale sostenibile, se semplicemente ci devo mettere i pannelli e consumare un po' meno carne all'interno, probabilmente sarai sostenibile, o forse è una sciocchezza, non lo so. Barbara, forse tu sai condurci un po' meglio in questi temi. Riusciremo a spenderli questi soldi? Perché Francesca ti ha dato un assist, upskilling, reskilling, queste cose anche qui. Io me lo auguro, perché ci possiamo sedere? Sì. Sarà il nostro compito, ognuno dal suo punto di osservazione diverso, ma sarà il nostro compito negli anni futuri.
perché io credo che siamo veramente all'interno di una trasformazione che non è solo una trasformazione verde, ma è anche un nuovo modo di ripensare tutta il nostro modo di pensare e anche il mondo del lavoro, soprattutto il mondo del lavoro. Questo cambiamento è un cambiamento che è stato velocissimo, perché adesso abbiamo finalmente i fondi da spendere per attuarlo, però il cambiamento è stato un cambiamento veloce. Io parlo della mia esperienza personale. Quando ho iniziato a parlare di sostenibilità e quando si parlava di sostenibilità con le aziende, tu andavi a parlare con responsabile comunicazione, con responsabile marketing, e quindi era vista come una attività di pubblicizzazione magari del proprio prodotto oppure dei propri processi. Adesso invece, quando tu vai all'interno delle aziende, ma vai anche nelle aziende piccoline, o parli col titolare direttamente oppure parli con il responsabile qualità. Quindi questo è successo nell'arco di pochissimo tempo, di 5-6 anni, quindi è una trasformazione veramente repentina, velocissima. Allora, questa medesima trasformazione l'abbiamo avuta anche nell'ambito dell'opinione pubblica. Se noi guardiamo i ragazzi, io li ho visti quando venivano a Expo, nelle grandi manifestazioni. Expo è stato un punto importante di cambiamento culturale per il nostro paese. Nel 2015 noi abbiamo avuto prima Expo, poi abbiamo avuto l'approvazione dell'Agenda 2030, quindi anche un impegno istituzionale, però passa di più il messaggio comunicativo, fra virgolette ludico, rispetto a un ragionamento magari più serio nell'ambito dei ragazzi. E poi c'è stato l'accordo di Parigi. Abbiamo visto la differenza di impostazione nel 2015 rispetto a quest'anno, quando i ragazzi si sono presentati e volevano essere interlocutori al tavolo. Quindi una trasformazione velocissima, che si è velocizzata anche attraverso la transizione digitale, che questa pandemia ha accelerato in maniera incredibile. E quindi questo grandissimo cambiamento è stato un cambiamento che non ha riguardato solo il nostro paese, ma è stato un cambiamento globale. Quindi io dico sempre, la sostenibilità è equilibrio. Perché equilibrio? Perché mette in contatto mondi diversi. Se pensiamo alla globalizzazione, quello che succede qui è rilevante anche in Africa, o viceversa, quello che succede in Africa diventa rilevante anche qui. Mette in contatto generazioni diverse e anche modi diversi di pensare, anche in contrapposizione qualche volta, ma bisogna trovare l'equilibrio attraverso la sostenibilità, e quindi le generazioni dei nostri nonni, dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri nipoti. È equilibrio fra i sessi, perché anche qui ti pone il problema di quello che può fare, anche qui un discorso di mentalità fra uomo e donna, mette in equilibrio anche, ne parlava prima Giorgio, la mente con la mano. Cioè non ci deve essere più una differenza fra quello che mentalmente uno può fare rispetto a quello che manualmente uno può fare. Io trovo, quando mi trovo così a chiacchierare con Giorgio su quello che può essere il futuro, dico sempre che ENAIP e l'attività che viene svolta dalla formazione professionale ha precorso i tempi nell'ambito della transizione ecologica, ambientale, ma lo ha precorso anche nell'ambito del sociale. Io penso ai primi bilanci di sociali che sono stati fatti, perché è fondamentale quando tu studi e progetti la formazione professionale in base a quelli che sono i principi che tu ti sei già dato. Per questo dico che la formazione professionale è punto di equilibrio fra il lavoro e l'educazione e l'istruzione. È punto di equilibrio fra quello che nell'ambito di questa transizione, perché è riuscita, secondo me, in tempi precedenti a capire come sarebbe andata, e quindi si è attrezzata e ha una flessibilità che altre istituzioni non hanno.
Io credo che il PNRR possa essere una grandissima, debba essere, non possa solo, debba essere una grandissima opportunità e lo debba essere non solo per le generazioni future, con i nuovi lavori, poi magari ne parliamo un po', ma debba essere anche per i lavoratori che ci sono attualmente, perché la trasformazione verso la sostenibilità ha anche delle resistenze e quindi bisogna anche andare a formare le persone che già sono nel mondo del lavoro, perché se l'azienda deve trasformare il suo modo, i suoi processi produttivi, ha bisogno di persone che siano in grado di comprenderli. Più vanno affiancate anche ad attività professionali nuove. Adesso io mi sono portata un po' di elenchi di sì, no, sì, è uno studio fatto dalla Fondazione Simbola con Union Camere, no, nell'ambito dei lavori sostenibili. Ovviamente ci sono anche ingegnere ambientale, è inutile dirlo, ma insomma il meccatronico green, cioè meccanici ed elettrauti che entro il 2023 devono diventare meccatronici, cioè professionisti per rendere più efficienti i motori, e i promotori edili di materiali sostenibili, pensiamo al 110, a quello che si sta sviluppando, quindi il bioinformatico, cioè che mette insieme competenze da un punto di vista informatico, ma anche la gestione dei processi biologici, il cuoco sostenibile, il fatto di trovare, reperire il nostro cibo in maniera a chilometro zero, si dice, insomma, ma anche la trasformazione del materiale e l'educatore ambientale, l'informatico ambientale, quindi competenze anche nel green building, lo specialista in contabilità verde, perché esiste anche tutta un'attività di contabilità verde che viene fatta e via via, cioè ci sono professioni nuove che hanno bisogno di attività formativa nuova. L'altra cosa che spesso non viene detta è che anche il pubblico, quindi non solo il settore privato, ma anche il settore pubblico ha necessità di rivedere le competenze e gli skill di alcuni soggetti che sono all'interno delle pubbliche amministrazioni, e mai come in questo momento la pubblica amministrazione sta facendo una serie di bandi per assunzioni. Io nella mia vita sono stata 20 anni nelle istituzioni, adesso sono 5-6 anni che non ci sono più, svolgo attività imprenditoriale, ma non ho mai visto e c'è un grandissimo problema anche lì, perché pur nel ricambio generazionale che c'è stato in corso, tantissime persone sono andate in pensionamento, alcune sono state assunte, quindi c'è anche un problema di numeri, di proporzione, c'è anche un problema che non c'è stato il passaggio. E quindi le persone nuove che vengono assunte, indipendentemente del C, D, insomma, sono nuove e quindi rivedono i processi amministrativi anche in maniera diversa rispetto a quello che succedeva 3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa. Il problema in questo momento nelle pubbliche amministrazioni non è più economico, ma è un problema di professionalità del personale. Ecco, questo secondo me è un altro settore dove anche la formazione professionale dovrebbe cominciare a pensarci, perché ci sono tantissime professionalità all'interno della pubblica amministrazione che secondo me vanno da un lato riformate ma anche formate. Grazie Barbara. Noi ci stavamo scherzando, io ci scherzavo prima sul fatto che siamo chiamati seriamente a formare migliaia di persone. Tenete conto che con un senso di realtà che credo permei tutti oggi qui presenti, noi pensiamo per esempio che tutta la questione del digitale, il digitale non è una cosa, io dico sempre, che vive di luce propria. Il digitale è uno strumento che permette per esempio tutta la transizione green. L'alfabetizzazione di cui abbiamo bisogno, io non sto parlando di cose alte, sto parlando di alfabetizzazione, vedo qui Gianfranco con noi. L'alfabetizzazione, perché se voi chiedete semplicemente a molti lavoratori cosa vuol dire salvare nel cloud, non aspettatevi risposte.
perché noi viviamo sempre di più una società del wow, della parola, e quindi è facile usare cloud. Poi se chiediamo a qualcuno, scusa, ma dov'è questo cloud? Cosa hai fatto? Non abbiamo più niente. Io ho immaginato un percorso che abbiamo fatto oggi, che era quello, sicuramente partire con Manuela, perché ci dà oggi, ogni Stato membro ha un indirizzo che è un indirizzo, quello stabilito a livello comunitario, vige, governa il Parlamento europeo, e nel Parlamento europeo ci siamo anche noi. C'è sicuramente un bisogno di una lettura che ci ha dato Francesca in termini istituzionali, anche con la sua forte esperienza in questo ambito, e c'è anche una lettura che ci ha dato Barbara rispetto anche al mercato lato impresa, e più di chi poi fa l'aspetto consulenziale può darcelo. E c'è un leitmotiv trasversale che è un aspetto culturale. Se dobbiamo cambiare, l'abbiamo detto più volte, c'è un aspetto culturale. Io mi ricordo quando ero a scuola c'era questo dibattito che non capivo chi fa la lingua. Mi ricordate, c'era questa mitica Accademia della Crusca. Quando sentivo Crusca io pensavo a altre cose, pensavo ai cornflakes che dovevo mettere la mattina, ok? Però di volgare eloquenza me lo ricordavo, e quindi il tema è: ma la lingua, chi la fa? Quelli che sono intelligenti o il popolo? Però la lingua è essenza, è sostanza, perché attraverso la lingua noi siamo anche in grado di spingere, generare cambiamento culturale. Sto dicendo una cosa che vivete tutti i giorni. Immaginate quante parole che non avevamo pre-Covid e che oggi abbiamo. Vi dico queste cose per introdurre Roberto, se vuoi venire con noi, perché c'è qualcuno che si è molto interrogato rispetto a questo tema. C'è anche una lingua della transizione. Roberto, ti siedi con noi? Grazie. C'è una lingua della transizione, c'è una lingua del digitale, c'è una lingua di questi ultimi 2 anni anche, e non solo. Roberto Cavallo, a te. Beh sì, grazie. Intanto grazie a Barbara Negani per l'invito, a Giorgio di aver accolto il suggerimento dell'invito di Barbara. Parto da quello che ho sentito, perché la cosa curiosa è che io sono tutto meno che un linguista. Io sono un enologo, un agronomo, arrivo dallo studio del DNA dei Saccharomyces cerevisiae, quindi tutt'altro mondo. Ma sono cresciuto con un padre, insegnante, della scuola del liceo classico di Alba, dove vivo io, in provincia di Cuneo, con un professore filosofo molto famoso che è Pietro Chiodi, generazione dei Beppe Fenoglio per capirci, che mi educava a botte di greco e di latino. Io che ho fatto agraria, potete immaginare. Per me il greco e il latino però sono diventati i nomi scientifici delle piante e degli insetti che andavo studiando all'epoca. Per cui mi divertivo, io che non sapevo il greco appunto e il latino, a spiegare perché Leuproctis chrysorrhea così si chiamava, no? Oggi se dicessi io a una ragazza che ha un bel Leuproctis, o meglio, sarebbe già una ripetizione Leuproctis, lei non capirebbe, io risparmierei uno schiaffo sulla guancia. Però il conoscere l'etimo e l'origine delle parole mi ha sempre affascinato. E arrivando a un percorso molto articolato, oggi mi occupo ormai da 25 anni di sostenibilità, ed è la ragione per cui ho incontrato Barbara quando era sottosegretaria, ho cercato di capire quanto le parole che usiamo ci influenzano, o quanto noi usiamo delle parole perché abbiamo un certo percorso educativo, formativo, o anche solo semplicemente di ambiente, perché ambiente è ciò che ti sta intorno, quindi ambiente culturale, ambiente... E credo che oggi sia fondamentale occuparci di questo tema, perché da un lato rischiamo che la transizione ecologica sia delegata alla tecnocrazia,
come se una qualunque macchina o brevetto ci risolvesse il problema del cambiamento climatico, dell'innalzamento dei mari, del CO2 in atmosfera, eccetera, dimenticando che senza l'uomo le macchine non servono a nulla o non ci sarebbero nemmeno. C'è un po' questa illusione, non so se voi la percepite. C'è tanta CO2 in atmosfera, che problema c'è? Ci sarà una macchina che la capta, la stocca sotto e la rimettiamo sotto. Dimenticando anche un po' di fisica, ecco, non solo... C'è già, la si prende e fa mattoni oggi. Certo. No, ma già. esiste. E con quei mattoni faccio le case. Esatto, esiste, è per quello. Però, dimenticandoci anche un po', dico, anche la fisica, perché l'entropia e le leggi della termodinamica, ecco, non sono proprio secondarie, ma dimenticandoci quanto invece la transizione oggi, secondo me, sia il risultato di un processo di comportamento e quanto oggi, se noi vogliamo appunto accompagnare la transizione, sia fondamentale accompagnare i comportamenti, ma i comportamenti sono linguaggio. E allora, come mi è capitato in numerosi libri con cui ho scritto, vado a cercare chi con le parole ci ha insegnato molto. Rimanendo in Italia ci siamo trovati con Italo Calvino, insomma, ma quando Italo Calvino scrive nelle città invisibili Leonia e scrive: dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai, nessuno se lo chiede, fuori dalla città certo, ma ogni anno le città si espandono, ma va a toccare, a mio avviso, due temi fondamentali. Il primo è la conoscenza dell'intorno e quindi anche sapere un po' prevenire. Calvino su questo era un maestro, ma a me piace molto il tema dello spazzaturaio, perché se pensiamo a quante volte abbiamo ribattezzato quella figura professionale, l'operatore ecologico, eccetera, la domanda che mi sorge spontanea è: gli abbiamo solo cambiato il nome o gli abbiamo dato una dignità? Perché se abbiamo fatto solo un'operazione di ribattesimo, francamente, oggi la chiameremmo in buon inglese greenwashing. E allora l'ultimissimo testo, a cui ho chiesto anche a Barbara di darmi una mano, è stata quella di prendere 53 parole dell'ultima direttiva comunitaria, quella alla quale io ho partecipato prima al Parlamento europeo, poi nella trasposizione del nostro ordinamento giuridico, quindi la legge, il pacchetto per l'economia circolare, quindi la revisione del testo unico ambientale del 152, abbiamo preso 53 parole che ci sembravano le parole più fulcro, più guida della direttiva comunitaria e abbiamo provato a esploderle, a raccontarle. Io ho chiesto a appunto una cinquantina di amici di interpretarle, pensando se quella parola è attuale, appartiene al passato e quindi la possiamo, diciamo, archiviare, c'è una moglie archivista, archiviare, oppure è una parola che ci accompagnerà per un pezzo di vita e quindi la transizione e rimarrà nel futuro, con alcune cose molto curiose. Ho usato un po' di pensiero laterale anche, perché mentre a Barbara, per esempio, ho chiesto di sviluppare una parola che tutto sommato l'ha vista protagonista, l'articolo 4 della direttiva si occupa di gerarchia, cioè di gerarchia gestione dei rifiuti, per chi non è addetto ai lavori, prevenire, riusare, recuperare materia, recuperare energia e smaltire, e l'ho affidata al caro amico Dino Petralia, che è procuratore antimafia di Reggio Calabria. E ovviamente ci dà uno spaccato diverso. Ho chiesto a Sara Iazzi, antropologa dell'Università di Trento, e così via, non necessariamente addetti ai lavori. E quello che emerge è appunto che abbiamo bisogno di riappropriarci un po' delle parole, perché sono quelle che ci possono accompagnare verso il futuro di transizione, mettere un po' più a fuoco il punto B al quale vogliamo arrivare e nello stesso tempo, lasciatemi dire, non farci un po'
abbindolare da chi le parole sa usare un po' meglio e magari ci porta dove proprio non sarebbe opportuno andarci. Da questo punto di vista credo che anche il mondo che tu rappresenti, cioè della formazione, sia importante perché, come hai detto all'inizio, pensare a delle formazioni serie A e serie B francamente mi lascia un po' perplesso, perché è proprio come lo spazzaturaio. C'è una bellissima campagna di comunicazione a Berlino basata su chi ti accoglie in quella città, e ci sono dei grandi manifesti sui quali c'è il cuoco, c'è l'imprenditore e c'è l'operatore che si occupa della pulizia della città. È una delle persone chiave che a Berlino ti accolgono. Allora, da questo punto di vista non c'è una figura di serie B, che è proprio quello che denunciava un po' Calvino e anche Pierpaolo Pasolini nel dire no, gli spazzaturai non sono l'ultimo anello della catena, perché sono quelli che prendono in carico un pezzo di noi stessi. E allora, da questo punto di vista, credo che la parola ci aiuti a ridare dignità. Noi abbiamo finito, però queste cose mi affascinano molto perché noi abbiamo bisogno di un linguaggio comune. Una volta si chiamava Koine, non so se c'è ancora dentro, è nel Devoto Oli vecchio, quello che io continuo a usare, o è un altro Devoto Oli, non lo so. Ma se non abbiamo un linguaggio comune, il linguaggio comune passa attraverso le generazioni che oggi noi stiamo vivendo, i ragazzi, deve passare attraverso i lavoratori e deve passare attraverso un manuale tecnico. Stiamo inseguendo un sogno o è meglio che prendiamo altre strade? E l'ultima domanda, velocissima, Roberto. Non so se sono stato chiaro cosa intendo. È complesso. Ma è importante però, perché se vogliamo questo cambiamento culturale dobbiamo mettere insieme di nuovo anche le generazioni. No, ma certamente. Allora, il mio è un semplice vissuto, non ho una risposta, è una considerazione. Il vissuto è che forse se pensiamo a un futuro sostenibile e alle nuove generazioni, mi piace molto il richiamo alla Next Generation You Found, cioè qui stiamo ragionando in modo assolutamente naturale del futuro della nostra specie, questo è, cioè, ogni tanto dovremmo tornare un po' all'animale che c'è in noi, cioè al futuro del DNA della nostra specie, quindi alle generazioni future, evitare un po' la battuta di Woody Scusa un Allen. attimo, siccome vedo che Francesca si sta mettendo la mascherina, presumo che debba andare via e volevamo ringraziarla tantissimo a nome nostro e a nome di tutti i presenti. Grazie Francesca. Grazie. Dico, dovremmo evitare la battuta di Woody Allen che parafrasa Groucho Marx quando dice che devo fare per le generazioni future, loro non hanno fatto niente per me. Cioè, allora, invece riappropriarci un po' del DNA nostro che dice noi il primo scopo per cui noi nasciamo come animali è che il nostro DNA continui, la nostra specie continui. Poi lì c'è fortunatamente un po' di complessità di cervello, non proprio solo rettile fortunatamente. Allora io credo che una cosa potremmo prendere dal passato rispetto a quello che dici è questo patto intergenerazionale per cui i nostri nonni sapevano fare delle cose che sono fondamentali per il nostro futuro e mettere nelle condizioni per cui possano trasferirle ai figli e nipoti, direi nipoti, perché allora da questo credo che davvero è complicato, però provo a esprimere proprio solo il mio pensiero, non è altro che quello, cioè se i giovani, come si diceva, vanno a giustamente dimostrare, protestare alle COP, ci mancherebbe, ci manca ancora che non protestino, saremmo già morti se i giovani non facessero quello, no? Così come io penso sia sbagliato
reagire dicendo ma facciano delle proposte, cioè sono dei ragazzi, i ragazzi giusto che facciano quello, ma nello stesso tempo evitare che ci sia una soluzione di continuità, cioè che non ci sia un legame, una comunicazione, e quella c'è forse molto più fra nipoti e nonni che non tra figli e genitori, è normale, cioè i miei figli giustamente mi mandano a quel paese, ci mancherebbe, ma è un modo di comunicare, è una richiesta di comunicazione. Con i miei genitori, i miei figli, e cioè con i loro nonni, hanno tutto un altro tipo di dialogo. Da questo punto di vista il linguaggio comune è una bella sfida, perché oggi i nostri figli hanno un linguaggio totalmente diverso dai nostri genitori, ma per ovvie ragioni. Però io vi assicuro che quando mia figlia Nicoletta va da mia madre Anna a farle funzionare Facebook o WhatsApp, ma c'è un amore profondo ed è un divertimento proprio di sorriso. Così come poi quando mia nonna le insegna mia madre le insegna a sua nonna, le insegna a fare la torta. Però secondo me questa roba qui, noi, la nostra generazione, ha una responsabilità nel tenere vivo questo potenziale legame, perché rischia di essere solo potenziale. Cioè siamo poi noi che creiamo le condizioni, e lasciami dire, poi il linguaggio se lo trovano un po' loro. Beh, mia madre, già solo quando pronuncia Facebook fa ridere, no? Fa sorridere, però è bello, no? O quando usa in modo assolutamente, come dire, ipercreativo, confondendo il post, lo stato, no? Cioè, tutta contenta, dice guarda mi ha mandato un sacco di foto, e mia figlia dice no, le hanno messe su Facebook, non le ha mandate a te, però se lei è convinta che le abbia mandate, è bello così, no? Allora, però da questo punto di vita credo che, torno serio, corriamo un rischio che dobbiamo evitare, lo dico un po' da divulgatore, ogni tanto come Barbara sa vado in Rai e mi occupo di divulgazione ambientale in Rai, no? Qualcuno si ricorderà forse di Scala Mercalli per esempio. Ecco, c'è un rischio di usare il linguaggio, a proposito di manuali, in senso manualistico, troppo tecnico. Invece un po' di approssimazione, senza perdere di vista, ci mancherebbe, la correttezza del linguaggio, la correttezza dell'informazione. Però, bontà nostra, se una roba si capisce di più, è più facile da prendere, cerchiamo una via perché sia più facile da prendere. Cioè, se mia figlia stesse lì a puntualizzare che cos'è lo stato di WhatsApp rispetto alla foto, mia madre non capirebbe niente, però loro trovano un loro meccanismo per cui alla fine sta roba funziona. Ecco, mi verrebbe da fare un po' questo esempio perché a volte, soprattutto nel mondo ambientale, ambientalista, facciamo un po' gli addetti ai lavori, no? Nell'introduzione del libro di cui prima io racconto un aneddoto molto semplice, ti vado a fare un incontro pubblico per raccontare come fare la raccolta differenziata in un paesello in campagna, delle mie parti piemontesi, alla fine una signora mi ferma e mi dice, sa, ho sentito che ha detto conferire, avevo detto conferire gli RSU, no? Mi ferma e fa, ma io conferivo col parroco, no? E così come poco dopo un ragazzo sui 35 mi ferma e fa, sai, io sono delle rappresentanze sindacali unite. Quindi RSU non necessariamente voleva dire rifiuti solidi urbani. Cioè noi abbiamo questo rischio, corriamo questo rischio di chiuderci in un linguaggio tra addetti ai lavori che rischia di essere un po' radical, no? Ce la raccontiamo tra di noi, tanto va bene. Ecco, forse da questo punto di vista è una bella sfida. Ecco. Sì, io concludo. Nell'ambito della formazione questo fortunatamente non succede, perché noi abbiamo una capacità rispetto al mondo che ci sta attorno, di usare un linguaggio diverso. C'è molta ironia in questo. La formazione ha questo problema. Se ne parlava ieri, il ragazzo va in azienda a farsi un percorso nell'ambito del duale. Chiediamo all'imprenditore, che deve essere il formatore di questo ragazzo, di compilare delle carte che sono scritte dall'esperto della formazione.
io faccio fatica a compilarle, ti giuro. Non la capisco. L'altro gioco è sempre che si fa, è perché sai c'è il tutor, e quando uno mi dice il tutor io comincio a alzare il piede dall'acceleratore, no? Perché anche su questo, ecco. Bene, io vorrei ringraziare tantissimo Manuela, Francesca, in ordine, Barbara e Roberto. Sono le 11:30, spero che vi siate anche divertiti nelle serietà dell'intervento e vi ringrazio di essere stati con noi. Grazie a tutti. Wake up from a daydream, feel your neurons ignite. Levitate your body, thoughts and limbs reunite. So come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. Feeling with us. Wear it like a crown till sunshine fades into dusk. Ciao Alberto, buongiorno. Come stai? Bene, dai, oggi. Come on, come on, come on, rock a two-step, shake them bones. So come on, come on, come on, taste the rhythm on your tongue.
sound like gold.